pronti? 1, 2, 3. È buona la prima partenza di galoppo. Felicity AV, numero prova ad andare 2 davanti Felicity Eva AV, Big, ma sembra squalificato. più veloce di tutti Entomo Jet, ma non riesce comunque a scendere alla corda, insiste nella sua azione. Ed Entomo Jet, quando si Numero arriva ai 4 primi 200 Castiglione, metri, 14,5, squalificato. riesce a sfondare, squalificato Castiglione, che era un cavallo molto atteso, il numero 4, e quindi Mario Minopoli ora può graduare con Entomo Jet, che si è messo appunto davanti a tutti. Segue il numero 3 di Eva Big, e poi dopo il terzo cavallo che li segue c'è una grossa frattura tra quelli che sono davanti e i 6 che seguono, 5 rimasti in pista. E ora andiamo ai 600 metri di corsa. 600 metri di corsa che si passano in 43,6, quindi non si è rallentato più di tanto. E qui abbiamo un 28,4 addirittura per gli ultimi 400 metri. Davanti a tutti Entomo Jet, Eva Big, poi Falcon Baldone, poi il numero 1 di Balboa Lux e il numero 6 di Balsamo Leone. E abbiamo passato gli 800 in 57,7. E ora si va ancora. Mario Minopoli ha deciso che non c'è da prendere fiato, bisogna fare ritmo, e questo sta facendo. Attenzione, si sta andando davvero piuttosto forte sul piede dell'1,12,5 al momento. Continua a comandare Mario Minopoli, non vuole che Entomo Jet ovviamente perda il ritmo della corsa. Continua a seguire Eva Big con Simone Mollo, e al terzo posto invece perde qualche battuta Falcon Baldone, che perde il contatto con i primi due. E quindi siamo ora nelle vicinanze degli ultimi tratti dell'ultima curva. Davanti c'è sempre, ma è sempre comandato da Mario Minopoli, Entomo Jet, che sembra un po' in difficoltà nell'ingresso in retta d'arriva, viene ampiamente comandato, ma nessuno recupera più di tanto. Se la giocano lui ed Eva Big, poi arriva fortissimo Forgido e Antonio Greppi sul palo ancora una volta. Antonio Greppi fulmina tutto, 1,13,6. 2-2 per il rotolo dei 1660 metri con partenza con l'autostart. Attenzione, è una misura, quindi replica ancora una volta Antonio Greppi con Forgido, il numero 10 con il training di Sandro Miraglia per il signore Ivan Andrea Colombari. E vediamo ancora una volta rallenti, sì, sembra proprio lui, Forgido. Poi abbiamo Entomo Jet che salva il secondo posizione da Eva Big, che arriva al terzo posto. Poi guardiamo le altre due posizioni. Incredibile, la retta d'arrivo si è infilato in tutti i varchi che ha trovato con grande profitto, ed è Greppi effettivamente che la porta a casa. Al quarto posto il numero 6 probabilmente di Balsamo Leone davanti a Falcon Baldone per il risultato completo di questa quinta corsa.